Sono 7 uomini tra i 51 e i 70 anni di età i manifestanti identificati e segnalati alla Procura della Repubblica per il sit-in di venerdì scorso davanti alla residenza del presidente Luca Zaia a San Vendemiano. La contestazione mossa nei loro confronti è quella di manifestazione non autorizzata per la quale è prevista una maximulta. Al momento non ci sono altre accuse, anche perché il sit-in si era svolto in maniera pacifica. Subito sul posto si erano portati i carabinieri della compagnia di Conegliano e del reparto operativo di Treviso accanto ai colleghi della Digos della questura trevigiana. La protesta era stata inscenata dopo l'ordinanza con la quale il governatore aveva di fatto anticipato le mosse del governo, quella per intenderci con il divieto di spostarsi dal proprio comune a partire dalle 14, misura tra l'altro non più in vigore perché superata e inglobata dal decreto dell'esecutivo. Buona parte delle persone segnalate alla procura appartiene al mondo venetista e indipendentista. Ben più grave invece la posizione del giovane che si era ripreso davanti al cancello dell'abitazione di Zaia e aveva condiviso il filmato sui social con la colonna sonora del padrino. Le frasi pronunciate in quel video potrebbero costargli l'accusa di minacce e istigazione alle molestie.